di dicembre a Natale. Devo dirti però che c'è un po' di rammarico per aver perso 2 punti di Biella con i quali saremmo in una posizione di classifica invidiabile. La Sneijder questa sera ha fatto una partita perfetta, Teo ha dato spazio a tutti, mi aspetto anche questi ultimi minuti magari una comparsa di 2 gioiellini, Ferrari e Antonutti, quindi insomma festa grande al Palasport. Tu dicevi giustamente, si va a Bologna con la Fortitudo, partita in cui non abbiamo nulla da perdere, abbiamo 1% di possibilità di vincere contro quella che è la capoclassifica e questo 1% cercheremo di farlo sfruttare. Certo, sicuramente la Sneijder è una squadra che però abbiamo visto più volte, soprattutto in casa, ma dal momento che è cresciuta la mentalità può avvenire anche in trasferta, può giocare alla pari in una partita secca, ripetiamolo, contro qualunque avversario in questo campionato. Tu hai ragionissima, però è bene scaricare la pressione a loro, non abbiamo niente da perdere, andiamo a giocarci il nostro basket. Ora lato sinistro, Mirale salto, fuori dell'area Wesson, perde anche questa, Vujacic si recupera, contropiede Mian, Vujacic voleva prendersi un altro tiro, Sasha, uno che di sicuro non ha paura di prendersi i tiri. Vujacic batte l'uomo, scarica Gattoni che converte. Gran passaggio, che assist da parte di Sasha Vujacic, ci ha dato tra 3 uomini in penetrazione, ha dato un assist veramente strepitoso. Wesson ora con Markovic rovinato al suolo, converte facilmente. 5-13 più 25 per la Sneijder, ormai non c'è più nulla da dire se non fare il conto alla rovescia in questa partita. Era da tanto tempo che non vediamo al Carnero una partita così facile da parte dei nostri. Io a memoria non mi ricordo un'altra vittoria così facile, forse con Varese, l'anno scorso con Varese. Tanto Vujacic della serie, io non ho paura, tira un'altra tripla. 5 su 9 dal campo se non sbaglio sino a questo momento Sasha Vujacic, una prova importantissima la sua anche sotto il profilo realizzativo. Tanto ecco Venuto sul cubo dei cambi, Marco Venuto pronto ad avere qualche importante minuto per lui. Wesson rincula contro Markovic, Wesson una preghiera buttata lassù, il pubblico applaude. 88-62, Gattoni lato sinistro, seconda, batte Wesson facile, alza la parabola, il ferro sputa, ora lancia contropiede Hansel, passaggio per Larranaga che esce Mirales, tripla di Mirales, una mattonata e conquistiamo un altro possesso, cambio Sneijder, esce Vujacic, il gioiellino di Maribor, eccolo qua, fuori Vujacic, autore di una grande prova, dentro Marco Venuto. Esce tra l'altro sul più 26, ribadiamolo. Si riparte quindi con Gattoni a portar palla e la Sneijder che vuole chiudere al meglio questi ultimi 4 minuti, dimostrando anche un po' il proprio settore giovanile sul campo. Allora Hansel falla su Venuto, ragazzino che non ha veramente paura di niente di nessuno, che sa sfruttare ogni occasione che venga concessa. Allora Marco Venuto, tocca lui mette la palla in campo, Venuto, ecco qua, seconda, Gattoni. Credo che i vari X, Shannon, Kelecevic non giocheranno più sta partita ormai, giustamente. Seconda, fattura un altro fallo di Mirales che non lo tiene. 3-46, perché sì. in questi minuti ha la possibilità invece magari di accentrare un pochino il gioco su di sé, di prendersi responsabilità importanti per iniziare a vivere la partita da protagonista qual è e quale deve essere per questa squadra. Ecco Gattoni, attenzione, loro sono in difesa, zona, prova a cambiare le carte del Monte, a coprire un po' la coperta, ma ormai i buoi sono scappati. 3-38, Markovic batte questa zona facilmente, Mian la tripla, Mian non va, Wesson svita la lampadina, allora Hansel lancia contropiede, fronteggiato sempre da Gattoni, Hansel scarica non si sa chi a Mirales, alza la parabola e appoggia alla tabella. Mirales il migliore dei suoi. Venuto 3-18, attenzione Marco Venuto, Glenn seconda, linea di fondo contro Mirales, Glenn ancora Mian, tripla di Michele, primo ferro, ancora Michele recupera, appoggia, no, trova la stoppata di Wesson ancora. E arriva però la rimessa in attacco, rientra Justin Brown ed esce Markovic, altro uomo importantissimo nell'equilibrio di questa partita. Un grande Markovic, vi ribadisco amici di Lux TV, io sono innamorato di questo giocatore. Mian, Gattoni, Mian, Justin, sempre zona per loro seconda, Gattoni, tripla di Gatto, non va, Wesson recupera 2,55 per chiudere la partita.
Hansel, Wesson ancora quasi recupera seconda, Wesson appoggia facile, 2:44, Teo vuole finire bene, chiama time out, 2:44 più 22 per noi, è giusto, non si può abbassare di una virgola la concentrazione. Gattoni, grande palla a Brown che inchioda la sua seconda schiazzata. Gran canestro da parte di Justin, applaude Teo Alibegovic perché sono tutti fattori che danno fiducia al ragazzo, cosa importante dal momento che d'ora in poi Zacchetti non ci sarà presumibilmente per tutto il campionato, mentre dall'altra parte c'è chi fa le prove generali. Intanto Hansel mette un po' di triplette, no? Time out per Alibegovic, 90-69, 2:15, partita morta e sepolta. Sì, a questo punto per una volta sembra quasi noiosa questa fine, ma bisogna dire un fattore molto importante che la Sdaidro a questo punto sale a quota 10 in classifica, mantiene un po' quella linea che ha aperto in casa vincendo tante partite al Carnera, dimostrando sempre, diciamo, la sua qualità qui in casa. In trasferta è salita molto di qualità, lo abbiamo visto nella partita di Biella. Speriamo naturalmente che adesso magari ci possa regalare anche qualche impresa per i tifosi e per la classifica, allora, anche con qualche grande. Io non ti voglio dire un'impresa Trieste, ma perché ci arriveremo con calma, perché la partita più importante per i tifosi è sempre il derby, ma a Bologna è un sognetto, dai. No? Certo, si può diciamo sognare, prima, si può sognare. tutti i pronostici, tutte le pressioni sulla Fortitudo, che magari all'Eurolega, che magari è un po' stanca. Squadra ferita però della squadra, questo è vero, infatti ieri tifavo per loro a Pesaro, davanti a 10.000 persone al Palace, e questo è uno spot per la pallacanestro, riusciamo ancora a portare 10.000 persone a un palazzetto, questo è importante. Venuto in campo, lato destro, dentro anche Antonutti, seconda tripla corta, recupera Antonutti, poi perde, contropiede Wesson, appoggia la tabella. Ultimi 2 minuti, 90-61, 90-71 più 19 per noi. Gattoni, seconda, Brown, esce Antonutti dai blocchi, non riceve, Gattoni ancora. Gattoni, tanto è passata la ragazza a ritirare, Gattoni a tirare, alza la palla, trova la stoppata. 1:34 ora. 1:33, stavamo guardando la ragazza che è venuta a ritirare. Chi hai votato, Marco, migliore in campo? Ho votato Vujacic per quella striscia di triple nel primo tempo che a mio modo di vedere ha chiuso ogni discorso e ha ucciso la partita. Tanto Hansel ricuccia un pochino, riportando a margini più accettabili una sconfitta che era sinceramente più ampia di quello che abbiamo visto. Venuto adesso il tiro, va! Questo non ha paura, sai? No, questo è un ragazzo che abbiamo già visto entrare al Carnera, scendere in campo, primo tiro in contropiede, 2 punti. È un ragazzo che, nonostante il fisico non imponente, ha grande faccia tosta. È importante vedere ragazzi del settore giovanile che mettono cuore e anima in campo. Il pubblico inneggia al nostro coach, cambia Rosetto. Tra l'altro importante non giocare magari anche con la sensibilità di questi ragazzi, non ha nessun senso metterlo in campo 18, 10, 20 secondi, 4 minuti invece è un'altra cosa, certo, ti dà la possibilità di fare esperienza. Ora numero 8 Birindelli, prova ad andare, carica Mirales, un lob, Wesson litiga con l'arbitro. Si rimette, siamo 50 secondi dalla fine, qui si parla già del derby, il pubblico già in clima. Certo, a questo punto domani è il 1° di dicembre, il 21 c'è il grande evento regionale, quindi si respira già l'aria giusta e poi sai, con tante big da affrontare diventa un momento importante nel campionato. La seconda, subisce un buon fallo, avrà 2 tiri liberi. Pare che sia anticipato al 20 alle 20:30, ti risulta? Sì, dovrebbe essere un anticipo, hai ragione, dovrebbe essere anticipato al sabato, quindi ancora maggiore importanza e rilevanza data al Friuli Venezia Giulia, alle squadre come la Sdaidro, come la Pallacanestro Trieste che
comunque senza avere budget clamorosi stanno disputando campionati comunque importanti, no? 1 su 2 seconda, certamente, ultimi 30 secondi, intanto lato destro, la Ranaga prova nella capolinea, scarica Birindelli, arresto e tiro, non va, Justin Brown. Ora si vuole far segnare Antonutti, Gattoni vuole Antonutti, eccolo qua Miki Antonutti, alza la parabola, subisce una manaiata e finisce la partita. Più 20 proprio determinato dal punteggio, 93-73, niente da dire, solo una grande Snaidero. Sì, grande Snaidero, si salutano le squadre, gli arbitri, finisce qua, appuntamento direi quindi a giovedì con la trasmissione e poi lunedì prossimo su Lux TV, Skipper, Snaidero, sperando comunque di rivedere una prestazione su questi livelli. Buona settimana a tutti direi Marco, arrivederci, ciao.